Da Bormio, in provincia di Sondrio, in Alta Valtellina, seguiamo la statale 301 che conduce a Livigno. È dal noto tornante di Arnoga, salendo al passo del Foscagno, nel territorio del comune diffuso di Val di Dentro, che inizia la giornata escursionistica. Un'abbondante nevicata ha reso ancor più suggestiva la Val Viola, una vera e propria oasi di pace dove lasciarsi abbracciare da una natura incontaminata. Troviamo parcheggio nella prima delle 4 aree di sosta in cui nel corso dell'estate è possibile lasciare i mezzi lungo la carrareccia che si snoda per l'intera vallata. Durante l'inverno viene chiusa alle prime nevicate, ma raggiungere la baita Carice a 1998 metri è semplice, un itinerario davvero adatto a tutti. A piedi, con ciaspole o ramponcini, con gli sci di fondo oppure con quelli d'alpinismo, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Il percorso, detto alto, che ricalca la strada agro-silvopastorale, segnavia 290, viene battuto con il gatto delle nevi. Non si deve fare altro che seguirlo, lasciandosi guidare tra abeti e larici agghindati di bianco. Il fascino invernale delle verticalità che fanno da cornice naturalistica, da Cima Piazzi al Corno di Dosdè, sazia il desiderio di bellezza di sguardi e pensieri. Soltanto poco prima dell'ultima area di sosta estiva ci si abbassa a sinistra andando a immettersi sulla traccia 293 che in pochi minuti porta alla storica baita Carice. Il consiglio, in presenza delle indispensabili condizioni di sicurezza, è quello di cimentarsi in qualche variante, proprio come quella sci alpinistica a cui non abbiamo saputo resistere nella nostra uscita in Val Viola. A circa metà dell'escursione tra Arnoga e la baita Carice, dove i cartelli segnaletici affioranti a fatica dalla abbondante coltre bianca indicano l'imbocco del sentiero per il passo della Vallaccia, abbiamo preso quota sulla destra. Con ampi tornanti nella neve mai solcata, tra le baite Stagimele e Sattarona, ci siamo alzati fino a poco oltre 2500 metri di altitudine. Sopra di noi il Corno Laresa e il Monte Forcellina a fare da guardiani. Tolte le pelli, la sciata in totale libertà è stata un vero piacere. Riportatici sulla comoda via battuta abbiamo raggiunto la baita Carice.